Un disastro. D'altronde rispecchia la situazione italiana, non è che ci sia qualcosa di meglio in giro per l'Italia. Seria un po' problematico, perché c'è tante cose che non va. Ma la politica non ha confini né regionali né comunali né provinciali, tantomeno europei. È una schifezza, dalla politica alla manutenzione e a tutto quello che ne consegue. Io penso che anche a Venezia non sia una cosa meravigliosa. Venezia è una città meravigliosa. Chi la governa non lo so, con tutte le cose che sono successe ultimamente, povera Venezia. Più brutto, diciamo, comune ultimo che è stato fatto. Più brutto di così non poteva essere. Diciamo la verità, hanno speso una barca di soldi dei cittadini. Una città praticamente abbandonata dai veneziani in balia di problemi gravissimi come possono essere l'abusivismo e la delinquenza diffusa. Forse è meglio che non lo facciano. A Mestre un po' di desolazione, non c'è nessuno di sera, è un po' una città morta, devo dire. Venezia? Venezia ci vado poco, però mi pare che ci sia più movimento, più gente, insomma, più vita, più giovani. Qui a Mestre è la desolazione, purtroppo.